Salve, tifosi del Napoli! Bentornati sul nostro canale per un altro aggiornamento sul mercato dei trasferimenti. Se siete tifosi del Napoli e volete rimanere aggiornati su tutti i movimenti della nostra squadra, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale. Oggi parleremo della situazione di Gianluca Gaetano, un nome di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Le trattative per la cessione del centrocampista si stanno scaldando e le ultime notizie portano importanti novità. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli sta cercando di vendere Gianluca Gaetano, ma la trattativa con il Parma non è andata avanti come previsto. Il club partenopeo chiede ancora 12 milioni di euro per il giocatore, mentre il Parma ha offerto 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il divario tra offerta e richiesta è ancora significativo, ma i contatti riprenderanno all'inizio della prossima settimana. Inoltre, il Cagliari sta iniziando a manifestare il proprio interesse per Gaetano, il che potrebbe far scaldare la contesa. Questo potrebbe aprire la possibilità di un'asta per il centrocampista, aumentando la competitività tra i club interessati. La mossa potrebbe essere un'opportunità per il Napoli di ottenere un prezzo più alto per il suo giocatore. Cosa ne pensate di questa situazione? Il Parma aumenterà l'offerta o il Cagliari potrebbe fare una sorpresa e aggiudicarsi il centrocampista? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul mercato dei trasferimenti e su tutto ciò che accade al Napoli. Forza Napoli e arrivederci al prossimo video.